Ciò che lega l'arte con il nostro mestiere è una cosa molto particolare, perché io penso, la immagino, la riconduco soprattutto a una questione culturale. Il nostro mestiere ha una fase iniziale di ogni progetto in cui la cultura è molto importante, determina l'approfondimento delle idee, la qualità delle idee che noi andiamo a presentare. L'incontro con la Delineo Design e il suo titolare Giampaolo, fin dalla prima volta che ci siamo incontrati, quando lui mi ha aperto la porta, è uscita una persona molto entusiasta, frizzante quasi, no? Per cui mi ha subito trasmesso un'energia positiva, quindi ho capito che potevo osare. C'era questo bisogno di raccontare un'idea, come nasce un'idea. Abbiamo fatto questa esperienza con questo giovane regista interessante, perché lui sta cercando in qualche maniera di capire il nostro mestiere, quindi quello di fare l'industrial designer, e di raccontarlo attraverso una forma d'arte che è in questo caso un'immagine in movimento, un video, un documentario, eccetera. Possiamo dire che il risultato di questa action research è positiva, è riuscita a mettere in contatto due tipi di creatività apparentemente diversi, ma che hanno in realtà una stessa metodologia. In questo contesto qua è molto interessante che l'università abbia posto quest'idea di mettere insieme l'arte e il business, cercando di capire che cosa ne determina. Una creatività che pensa di essere legata più al mondo industriale, una creatività invece legata al mondo artistico, cinematografico, ma in realtà il processo di creazione è il medesimo. Quindi attraverso questo video riusciremo a raccontare effettivamente entrambi i mondi. Ho dato un titolo a questo progetto che è il flusso. Allora, il flusso in alpinismo significa entrare in uno stato di sensi amplificati, un'esperienza ottimale, immersione nelle attività come del cervello. Questa pratica si può anche trovare negli atleti, musicisti e negli esperti di meditazione. Questa cosa qui l'ho trovata proprio nel lavoro di Giampaolo e nel lavoro di un alpinista o di uno sportivo. Per cui volevo che venisse in qualche modo raccontata la sovrapposizione tra la nascita dell'idea di un designer e la nascita dell'idea di un alpinista, e che come queste due cose erano molto vicine, per cui durante le riprese che sono state fatte a bordo di un elicottero c'è Giampaolo e Simone Moro che dialogano come dei vecchi amici, si confrontano proprio su questo concetto, no? Su questo principio in cui nasce l'idea. Il nostro mestiere diventa lui l'attore protagonista, e abbiamo individuato delle analogie molto interessanti con, per esempio, il mondo sportivo, dove noi siamo probabilmente una figura di riferimento. Il mondo sportivo, gli atleti sono fondamentalmente dei progettisti. Prima di una qualsiasi sfida, di una qualsiasi gesto, c'è prima un progetto, esattamente come noi progettiamo un prodotto. In un'altra sessione invece mi interessa molto anche l'opera in parete della scalata, in particolar modo durante le fasi notturne di arrampicata, quindi la concentrazione, se fosse riassumere in una parola. La cosa che ha incuriosito questa esperienza è stato sicuramente il fatto che noi stessi siamo poi i progettisti di quei prodotti che poi un vero atleta usa. Poi speriamo che il risultato sia altrettanto curioso e interessante per tutti.